una volta appunto entrata in vigore la legge quadro, a prescindere da impicci che possono sorgere, impugnative dalla stessa, sospensione di attività e via di questo passo, può essere avviato il confronto fra la regione che chiede e il governo. È uno dei 60 membri della commissione cassese Mario Bertolissi, costituzionalista friulano con studio padovano, tra i padri di questa legge. Bene l'approvazione, anche se di giornata storica preferisce che siano i posteri a parlare. A chi anche in queste ore ha sventolato la Costituzione in aula, ribadisce puntuale: l'autonomia non crea alcun rischio. Non penso affatto che corra un rischio la nostra Costituzione. Se vuole aggiungo anche due cosette che però dovrebbero far riflettere. Se pensiamo al fatto che l'Italia ha così grandi differenze, l'ho accennato anche prima, chiediamoci perché queste differenze continuano ad esserci. Queste differenze, tra l'altro, sono gigantesche per quel che riguarda la fiscalità. Vi pare possibile che, come ha scritto di recente Alberto Brambilla, il 5% si sobbarchi praticamente tutte le spese che contano in questo paese, il 5% dei contribuenti? Io penso che questo sia uno scandalo enorme e sia una violazione strutturale della Costituzione. Ci siamo trovati di fronte 1000 volte a situazioni di questo genere. Colui che non ha pagato il tributo ha ottenuto l'erogazione di tutte le prestazioni e servizi gratis, ma non solo, avvantaggiandosi anche di bonus ed altro. Il povero Cristo che prende 1000 euro al mese ha concorso per sostenere anche queste altre spese. Mi domando, ma non si dovrebbe scendere in piazza per questo? Non è minata la Costituzione, il patto costituzionale in radice per queste ragioni? E potrei continuare a aggiungerne altre per dire che se vogliamo proprio mobilitarci, mobilitiamoci con quella che rappresenta la violazione più plateale, essenziale, direi insopportabile di ciò che presiede a una vita civile, perché noi attraverso la povertà certe volte di coloro che vivono al limite garantiamo il sostentamento e l'erogazione di prestazioni di coloro che si sottraggono al dovere di concorrere alle spese pubbliche. Quindi, nessuna preoccupazione della fiscalità regionale. Pensi lo Stato a mettere a posto la sua, io per la verità la sto aspettando da quando ho fatto l'esame di diritto tributario, cioè dal 1972.